Parliamo di emergenza caldo, ma soprattutto di emergenza incendi. Con il ritorno delle temperature più alte sono già partiti gli interventi numerosi anche dei vigili del fuoco, spesso a causa anche e soprattutto di sterpaglie non pulite. A Martina Franca nei giorni scorsi purtroppo anche un'altra vittima, un uomo, un ultra ottantenne che stava dando alle fiamme le sterpaglie del suo terreno privato e probabilmente a causa del vento forte e di un malore probabilmente a un certo punto è stato travolto dalle fiamme e per lui non c'è stato nulla da fare. Un'altra storia terribile come quella che si aggiunge a quella di Rita Fasanella, ve la ricorderete, una donna di o anche lei ultra ottantenne che perse la vita dopo quel grave incendio di Marina di Pulsano, di Lido Silvana, e anche in quella occasione in realtà diversi sono gli indagati, le persone finite sotto accusa, non enti pubblici ma privati cittadini che non avrebbero provveduto a ripulire i terreni propri dalle sterpaglie e da una serie di materiali appunto che possono essere incendiati, che possono prendere fuoco e praticamente quei terreni si trovavano esattamente sulla linea di fuoco che hanno permesso alle fiamme di diventare così imponenti a Pulsano. Insomma, non provvedere a ripulire un terreno incolto sia per gli enti pubblici che per gli enti privati può diventare anche fonte di guai dal punto di vista penale. Alcuni, come vi dicevo, anche di enti pubblici, di responsabili per esempio di funzionari del comune di Pulsano sono finiti nell'inchiesta proprio per non aver eseguito lo sfalcio o la pulitura anche insomma di parti a bordo strada. Ma soprattutto tutto questo porta a un super lavoro nei confronti dei vigili del fuoco che deve durare davvero tanto tempo. Ne chiediamo conferma al comandante Lorenzo Elia che è in collegamento con noi. Buongiorno comandante, ben trovato. Buongiorno a voi, ben trovati a voi. Dicevamo comandante che è un super lavoro a volte anche per il mancato lavoro di enti pubblici ma anche di privati nel ripulire terreni da erbacce, sterpaglie che spesso purtroppo diventano causa, come abbiamo visto all'epoca a Pulsano, oggi qualche giorno fa purtroppo anche a Martina Franca, di tragedie vere e proprie. È un compito, come dire, ormai quasi di tutela della collettività quello di provvedere a ripulire i propri terreni, o sbaglio? Sì, assolutamente sì. Anche quest'anno con la prefettura in tempo congruo era stata fatta una riunione con gli enti preposti in maniera tale che sensibilizzassero o comunque loro attuassero tutta questa serie di misure preventive che tendono a ridurre quello che è il rischio di incendio, di vegetazione o di sterpaglie, perché purtroppo molto spesso l'incendio boschivo vero e proprio o comunque quello di interfaccia, che poi è quello che interessa le strutture che possono anche essere abitazioni, anche strade o impianti di trasmissione sia linee telefoniche che linee elettriche, partono sempre da incendi di vegetazione, intesa sterpaglia, che non essendo stata controllata, pulita, come dire, in qualche maniera rispettata quella che è la fascia di sicurezza intorno ai terreni, poi diventa incontrollabile, soprattutto quest'anno dove le precipitazioni, le notevoli precipitazioni che ci sono state nel periodo precedente, quello primaverile, hanno comportato una grande crescita appunto della vegetazione. Questo per voi significa anche oggettivamente aumento di rischi, super lavoro, in una condizione in cui, lo ricordiamo, i vostri organici non è che proprio sorridano a tutto questo, comandante, o sbaglio?
Sì, guardi, a me piace utilizzare i dati numerici perché quelli difficilmente possono essere non realistici o interpretabili. A maggio dell'anno scorso noi abbiamo registrato 31 interventi per incendi di vegetazione, quest'anno ne abbiamo registrati 45, quasi 50, quindi è un incremento solo a maggio del 25%. Nei primi 2 giorni di giugno invece siamo già, perché ovviamente questa è una situazione che si sta acuendo giorno per giorno in questo periodo, perché caldo e vento sono le condizioni peggiori o comunque più favorevoli allo sviluppo di questo tipo di incendio. Solo nei primi 2 giorni di giugno siamo arrivati a quota 50, che è quasi il 25% degli interventi complessivi che facciamo. Come un attimo, comandante, in 2 giorni 50 interventi, ho capito male, o a 50 assolutamente sì, aggiungendolo a maggio? No. Cioè, solo 2 giorni? Siamo a 50, solo in 2 giorni 50 interventi, che per fortuna al momento sono tutti, come dire, limitati a incendi di sterpaglie, perché stiamo ancora riuscendo a gestirlo in collaborazione con i volontari di protezione civile regionali, più anche personale dell'ARIF, che nonostante ancora non sia partita la convenzione con la Regione Puglia, che è quella che in qualche maniera ci consente di avere delle risorse WWF in più, però grazie alla collaborazione con il personale comunque della Regione, ripeto, volontari di protezione civile e personale ARIF, con un coordinamento che stiamo gestendo nel miglior modo possibile, riusciamo a gestire questi interventi, però comporta comunque un super lavoro che ovviamente distoglie le squadre da quelle che possono essere le altre. Comandante, le devo fare un'ultima domanda, le richiedo una risposta flash, ma voi fate i protocolli con la prefettura, diciamo, che obbliga, diciamo, comuni, privati a una serie di azioni, ma chi deve controllare che, diciamo, che lo facciano? Sono le amministrazioni locali che dovrebbero, tramite le loro strutture, dovrebbero verificare che le ordinanze svolte, comunque il rispetto della norma sia applicato. Però è una cosa abbastanza complessa che dovrebbe partire dai cittadini stessi, che dovrebbero essere più, come dire, ligi nel rispetto delle regole. Grazie al comandante Lorenzo Elia, grazie davvero per averci raccontato questi numeri. Cercheremo insomma anche noi di fare la nostra parte, provare a sensibilizzare enti pubblici e privati. Grazie comandante, buona giornata e buon lavoro. Grazie a voi, buona giornata a tutti.